applauso anche il nostro Filippo Rando. Benvenuto Filippo. Buongiorno, buona domenica. E poi Gigi, oggi abbiamo anche... Morgan, facciamogli un applauso. Benvenuto. Allora, sarà una puntata ricca di sorprese, ricca di personaggi. Sì. Fammi salutare. No, stavi bevendo. Scusa, stavi bevendo. Però, ho capito, però ciao a tutti, niente, volevo solo dire che la tricologia fa i miracoli, mi sono ricresciuti i capelli. Oh, sei splendido, soprattutto quel fiocco fucsia dà molto look, molto fashion, complimenti. Grazie Gigi, non posso dire la stessa cosa per te. Voleva intervenire Morgan, mi Sì, sembra. volevo dire sulla fiducia per la Vitagliani, sì. Allora, invece con Filippo Rando, il quadro completo di questa 14ª giornata in Serie A. Atalanta-Genoa, Cagliari-Napoli, Chievo-Siena naturalmente il match clou della giornata per quello che ci riguarda, Lazio-Udinese, Milan-Juventus che si giocherà questa sera, appunto Palermo-Catania 3-1, Parma-Inter, Pescara-Roma, Sampdoria-Bologna e Torino-Fiorentina sono le partite che completano questa giornata, Gigi. Morgan, Sì. che voto diamo a Filippo così iniziando? Ma niente, Filippo ci mette tanta buona volontà, questa settimana col vocal coach abbiamo provato, però il che no, Ti sei portata le modelle, vero? Adesso Sì. raccontiamo perché così, step by step, si dice così, inizierai delle acconciature e poi ce le Dillo con presenterai. parole tue, Gigi, che vai meglio. Esatto, e praticamente queste sarebbero come delle presunte clienti dove mi arrivano in negozio così, proprio completamente naturali e dopo Devastate. In Pescara-Roma, la Roma passa in vantaggio grazie a un gol di destro, quindi per il momento la squadra di Zeman sta vincendo l'Adriatico di Pescara, partita anche particolare per il Boemo perché l'anno scorso, ricordo, ha portato il Pescara in Serie A, quindi una partita molto delicata da molti punti di vista. Tra l'altro curiosità perché destro ha segnato di sinistro. Oh! Tra l'altro volevo coinvolgere Morgan, insomma sulla graticola Eugenio Corini sembra, da quanto ci ha riferito Riccardo Verzé insieme ai colleghi del Bentegodi, già una panchina a rischio. Certo, Corini questa settimana effettivamente l'ho visto un po' sottotono, anche nelle prove che abbiamo fatto, che si è presentato con un pezzo rock, non è stato proprio all'altezza. Però staremo a vedere adesso nel ballottaggio come sarà, insomma, come si comporterà con questo ballottaggio con Cosmi. Allora un attimo da Morgan prima di andare nel salotto di arte e bellezza di Franca Falezza, scusate la rima ma insomma... Arte e bellezza di Franca Falezza. Bravo. No, con questa qua ti sei tirato su un po'. Ah sì. No, sì. beh, allora sicuramente è un giudizio positivo, ma più che altro volevo fare una domanda. Se è vero che quando è venuto il Gigi ti ha portato la foto dell'Alvaro Vitali? assolutamente no. Assolutamente no. Noi siamo bersagliati. Volevo sapere il giudizio di Morgan, di Gianmarco e Veronica, dell'esibizione di prima. Beh, allora sicuramente Veronica sì, è stato bravo anche il Gianmarco, solo che volevo dire una cosa, se nella prossima fascia pubblicitaria puoi ridare i vestiti a Olindo che ci presenterà anche un balletto. Cosa ci presenterà Olindo? Un balletto, sì, perché insomma gli ha prestato i vestiti, ci presenterà la canzone Sempre una baciata, Niti e Toni. E insomma questa partita che stenta a sbloccarsi, vero mister? Sì, fanno fatica tutte e due, poi come diceva prima nel commento Riccardo e anche Simone Antolini dallo stadio, si vedono tanti errori di impostazione di gioco, che è l'essenza del calcio, ma gli errori di impostazione di gioco sono portati magari dalla squadra avversaria perché non ti danno lo spazio per giocare, ma anche dalle qualità tecniche che sono limitate, perché il campionato di Serie A italiani a livello tecnico italiano, scusate, è uno dei più poveri d'Europa.
si vede giocare male al calcio, a parte la Juventus e qualche squadra tipo il Catania che gioca un buon calcio, ecco, ma guarda, si gioca male al calcio. Mi consola il fatto che per la prima volta ho visto Morgan che approvava quanto dicevi. Di solito noi guarda, siamo bersagliati dai suoi giudizi. Guarda, però... io a Morgan gli voglio bene, ma sinceramente è un personaggio televisivo che odio. No, allora, tanto grazie Olindo. Prego. No, intanto abbiamo inquadrato Filippo Lando che stava cercando le chiavi. Certo, no, sei ancora inquadrato. No, infatti il mio ok era Filippo, non era ok, adesso ci vedo. Certo che adesso con questo giudizio, insomma, mamma mia, prevedo una puntata terribile. Prima volevo ricollegarmi al discorso della Biennale. Volevo sapere dal promotore, adesso mi sfugge esattamente. Paolo Mozzo si chiama. Ecco, se è vero che anche Gigi ha provato a inserirsi con uno pseudonimo come artista, con lo pseudonimo di Din Dion. No, vero, no. Forse Din Dong. Din Dong. Allora, però Giulia, non abbiamo sentito la valutazione, vero? Di Morgan, esatto, Morgan. Beh, certo. Per i due cantanti, per Andrea Faccioli ed Alison Medini, davvero molto bravi, giovanissimi e bravissimi. Tra l'altro io ho visto alcuni vostri filmati su YouTube delle vostre canzoni, siete davvero molto bravi. Adesso io però vi ho dato un giudizio personale, il giudizio che conta nella nostra trasmissione, vero Giulia? Sì, è quello di Morgan. E lui non è mai tenero, No, allora, devo dire un'interpretazione con la F maiuscola e devo dire molto bravi. Con la I maiuscola, Morgan. Con la I maiuscola. Sì, vabbè, mettila dove vuoi, la vocale, gira la ruota, Gigi, allora, se vuoi. No, dico, sono stati bravi, mi hanno colpito, c'è stato poi la ragazza, un'estensione vocale, direi, che colpisce, che ti entra dentro, hai capito? Lui deve allenarsi un po' di più col cantatù. No, ovviamente scherzo, ovviamente bravissimi, secondo me li rivedremo in finale, Dunque è un... È un sì, È un sì. Complimenti. Insomma, si è trattato di un evento veramente molto emozionante, così come altri che magari posso ricordare, come per esempio anche la visita del presidente Napolitano a Verona, l'incontro con gli studenti che si è tenuto in Arsenale in occasione appunto... No, qui abbiamo invece Enrico Beruschi. Sì. Con Beruschi, queste sono alcune foto tratte dal sito. Ecco, qua si tratta di un calendario che tra l'altro Gigi è stato presentato proprio qui a Telearena per l'AISM. Vedi in particolare la foto lì con, diciamo, eravamo all'aeroporto di Boscomantico, si vede un aereo dietro di me, non so bello se l'aereo. Volevo così un attimo interrompere, se la regia può mandare anche le foto del calendario che ha fatto il Gigi con Nina Pizzi. Chiedo scusa Gigi, prima di andare con il nostro collegamento, volevo chiedere alla regia se fa vedere le immagini della presentazione del Gigi tributo a Garibaldi. Beh, insomma, così vecchio, no, dai. È un po' esagerato, vero? Con noi affonda sempre i colpi, mister. Se ne approfitta sempre. Per tutti, noi abbiamo allievi che vanno dai 5 ai 157 anni, non di più, altrimenti diventano un pochino anziani. È vero che si è iscritto anche il Gigi, ha fatto una Abbiamo promesso a Gigi che se ci viene a trovare offriamo io so che lui è venuto, ha fatto una piroetta un anno di corso per riuscire a farlo ballare un minuto insieme con noi e con le nostre ballerine. Allora Ettore, ti ringraziamo. Grazie. E Morgan, per Gianmarco e Veronica? Sicuramente un sì a pieni voti, niente da dire, molto bravi, però se gli ridai il vestito a Olindo, per piacere, perché vogliamo vederlo Olindo. Volevo subito chiedere a Morgan, ti piace Francesca Vitaliani? Certo, scusa, è come, non so come dire, certamente è inquadrata adesso, la vedete, ovviamente, insomma... Facciamo un applauso, grazie Francesca di aver accettato il nostro invito. Scusa Olindo,
mi ha chiesto la Falezza, la Franca Falezza, se hai preso appuntamento. Io devo andare da Franca alle 7 di mattina, perché per mettermi a posto, per farmi la riga, ci vuole il pennarello giusto. E per mettermi a posto con i bigodini fino a mezzogiorno. Mister, sei più affascinante tu Bravo che Lindo, bravo Lindo. La Franca Falezza, quanto bene ha fatto fare questa trasmissione, perché che tocca lavorare anche di domenica. E adesso io ti sento. Alison Medini. Complimenti, complimenti ragazzi, davvero complimenti. Morgan. Allora siamo davvero in chiusura, il gran finale, però Morgan, sì, giusto. Beh, certamente sì, certamente la scala cromatica l'hanno presa tutta, hai capito? Cioè, sono andati su, giù, quindi ci siamo. Niente, spero di sentirli con un inedito in semifinale. Grazie Morgan. Allora il gran finale...